Con un simbolico taglio del nastro a ridosso dello stabilimento balneare Manzoni si è aperta ufficialmente la stagione balneare a Jesolo, alla presenza di tutti i rappresentanti delle associazioni di categoria, l'amministrazione comunale e per la regione il vicepresidente Gianluca Forcolin e l'assessore regionale al turismo Federico Caner. Presidente Maschio, a fine maggio si parte, quante strutture sono aperte e su cosa puntate per portare a casa questa stagione? Allora, ad oggi abbiamo circa 60 strutture aperte per questo weekend. Normalmente siamo a questo regime nei fine aprile, primi di maggio, quindi siamo un po' posticipati di un mese. Contiamo per il 15, 18, 19 di giugno di avere circa il 90% delle strutture aperte, quindi questo è motivo anche di preoccupazione, perché più strutture aprono, più strutture devono cercare di portare a casa sufficienti flussi turistici per mantenere quel 50% che auspichiamo possa arrivare da questa stagione. Per quanto riguarda settembre sarà un mese decisivo. Sarà un mese determinante perché quello che abbiamo perso oggi contiamo di lavorare chiaramente a regime ridotto per luglio e agosto, ma settembre sarà determinante per gli equilibri di questa stagione. Quella in partenza è una stagione che soffre ancora i postumi dell'emergenza sanitaria globale e che si trova ad accogliere ancora per questi giorni solo l'utenza italiana, ma per portare a casa dei frutti l'utenza estera non potrà mancare. Con un turismo che ha a che fare sempre in maniera prevalente anche con l'estero, riaprire le frontiere diventa imprescindibile. Diventa determinante perché se è vero che oggi abbiamo preparato le spiagge, domani dobbiamo riempirle e se dobbiamo riempirle con degli affezionati clienti barra ospiti che vogliono venire qua ma che sono ostacolati dalla diplomazia e dalla burocrazia magari di qualche DPCM o di qualche decreto che magari in qualche parte dell'Europa non viene sollecitato nei modi corretti. La vera sfida però è proprio nei confronti del governo austriaco, che è quello di liberare, di aprire le frontiere, perché noi non vogliamo che arrivino soltanto i tedeschi o gli svizzeri, vogliamo che arrivino anche gli amici austriaci che sono abituati a venire nelle nostre spiagge e che per noi rappresentano una risorsa importante, quindi lavoreremo anche su questo. E su questo noi faremo una campagna promozionale importante che è quella di dire in sostanza Veneto Covid free, spiagge Covid free, e questo è il cavallo di battaglia dell'estate 2020. Noi siamo convinti, e in queste settimane abbiamo lavorato per questo, di riportare al centro il concetto della salubrità della vacanza al mare, dando maggiore vivibilità, aumentando gli spazi, ridefinendo un nuovo concept e poi quell'attenzione sempre maggiore alla pulizia e alla sanificazione. In questo modo abbiamo voluto convertire un momento di difficoltà in un'opportunità per rivedere il nostro prodotto turistico ed aumentare il livello della qualità dei servizi che la Costa Veneta è in grado di offrire a tutti i suoi ospiti. I nostri ospiti dovranno comportarsi esattamente come hanno sempre fatto, perché alle loro spalle c'è chi si è mosso per tempo in maniera virtuosa quest'anno più degli altri anni per continuare a garantire ed elevare gli standard di sicurezza. Per quanto riguarda il mio aspetto, l'aspetto della salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza sarà garantita senza soluzione di continuità, che significa che ogni torretta avrà sempre, e questo lo dico sia per quanto riguarda il litorale degli Isolano che quello di Cavallino, avrà sempre un assistente bagnante pronto a intervenire. Il tema della sicurezza sarà dunque centrale per tutto il corso della stagione e gli ospiti sembrano averlo compreso con senso di responsabilità. C'è un alto livello di responsabilità da parte delle persone che hanno benissimo compreso quelle che sono le disposizioni, e c'è un'attenzione particolare a chiedere come ci si deve comportare e un'accettazione abbastanza elevata di quelle che sono le misure restrittive, che a dire la verità non sono poi così pressanti e che vengono accettate di buon grado dagli ospiti. Abbiamo una ottima risposta da parte dei turisti veneti, che sono quelli che in questo momento si possono muovere. Abbiamo cercato di adottare le migliori procedure di sicurezza, ovviamente cercando però di mantenere lo standard di servizio, perché comunque le persone vengono in vacanza e non in un ospedale o non in un carcere. La reazione da parte degli ospiti è stata positiva. Da questo weekend abbiamo anche il servizio spiaggia, possiamo dire che la stagione a tutti gli effetti è iniziata e possiamo dire che gli auspici sono buoni. Giugno sarà un mese un po' da stringere i denti, ma luglio e agosto con il ritorno degli stranieri confidiamo di portare a casa una stagione che, diciamo così, sia accettabile.